Restano in tre a contendersi l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026. La città turca di Erzurum è stata esclusa dalla lista ufficiale delle candidature. Lo ha annunciato il presidente del CIO Thomas Bach a Buenos Aires, dove si è riunito il board esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale. La decisione riguarda l'assenza di adeguate infrastrutture in grado di ospitare la rassegna. Restano in corsa dunque Cortina Milano, Stoccolma in Svezia e Calgary in Canada. Candidatura quella italiana che prende sempre più corpo e che incassa il giudizio positivo del vicepresidente del CIO, Juan Antonio Samaranch Junior, che dice: conosco bene l'Italia, ho sposato un'italiana, sono certo che quello di Milano Cortina sia un progetto robusto, attraente e interessante. E sembra non spaventare il no del governo a una compartecipazione economica. Ha comunque dato il suo appoggio politico, prosegue Samaranch, sono coinvolte regioni potenti e c'è una grande partecipazione popolare. Dichiarazioni che soddisfano il presidente del CONI Giovanni Malagò e che delineano un quadro già emerso ieri da Venezia con la prima riunione operativa tra sindaci e governatori. L'idea che abbiamo valutato è un'idea di un estremo equilibrio, comunque siamo d'accordo su tutto sostanzialmente, ci sono da definire alcuni dettagli, ma sostanzialmente c'è un accordo assoluto su tutta la distribuzione delle varie gare. Dobbiamo arrivare nella shortlist, che è la prima scrematura, e dopodiché andremo al risultato finale. E con l'esclusione della Turchia dunque già una scrematura c'è stata. In molti scommettono che alla fine si procederà alla doppia assegnazione dei Giochi invernali 2026 e 2030 a Italia e Svezia. Spetta ora alla sessione del CIO l'8 e 9 ottobre ratificare le proposte del board sulle candidature, mentre la decisione finale è fissata per il settembre del 2019.